Passato il sistema perturbato che ha portato piogge diffuse anche di una certa intensità, quindi piogge però preziose visto il lungo periodo poi che avevamo avuto di siccità. Il sistema perturbato, dicevo, ha lasciato le nostre zone, ora c'è una pausa, rimane attivo però il centro, il motore, una depressione sul nord Europa che nei prossimi giorni produrrà altri sistemi perturbati e verranno verso di noi. Quindi si preannuncia un periodo di tempo abbastanza instabile, abbastanza variabile, quello che doveva essere in marzo. Per fine settimana comunque all'insegna della nuvolosità irregolare, della variabilità, quindi una nuvolosità che aumenterà temporaneamente, poi si attenuerà, comunque in questi 2 giorni non dovremmo avere precipitazioni. Peggioramento ci sarà la prossima settimana, quindi con giornate invece che si presenteranno ancora piovose. I venti saranno deboli, di direzione variabile, con locali rinforzi, le temperature sono abbassate, soprattutto i valori massimi, comunque quelli previsti, valori minimi intorno ai 10-11 gradi, valori massimi intorno ai 15-17 gradi. L'Alta Adriatica è previsto mosso. È tutto.